udienza del processo a Filippo Turetta, era confesso di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, ha chiesto l'ergastolo per l'imputato presente in aula assente, invece Gino Cecchettin. Dopo l'accusa, gli avvocati di parte civile hanno chiesto oltre 2 milioni di risarcimento per il danno subito. Nessuno, ha detto l'avvocato di Gino Cecchettin, può capire il terrore che ha provato Giulia. Commozione e grande partecipazione al parco pubblico di via Oriago a Chirignago, che il Comune di Venezia ha voluto intitolare a Giulia Cecchettin, presenti anche tante scolaresche. Più di 300 persone vestite di blu hanno formato in campo San Geremia a Venezia un'onda umana contro la violenza di genere per il 30ennale dello sportello antiviolenza. Ho picchiato mia moglie davanti ai figli perché la cena non era pronta. Il racconto di Luca, marito violento, Lus4, nel video Uomo allo specchio, invita chi compie violenza a chiedere aiuto. Lutto annuale, è morto per malore Tommaso Tiepolo, aveva 31 anni, per 5 consigliere comunale, attivo in molte associazioni e già saggista presso la nostra emittente Comunità Sconvolta. Venezia-Lecce match nel posticipo della 13ª giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Di Francesco sono chiamati al riscatto dopo lo scivolone contro il Parma. Buonasera, bentrovate, bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Subito con le notizie, invece lo avete sentito dai titoli, la terza udienza del processo a Filippo Turetta, è stato chiesto l'ergastolo per l'imputato, era presente in aula. Riconosciuta la continuazione tra i capi in contestazione, ritenuto più grave il capo sub 1 e riconosciute le aggravanti contestate, l'imputato venga condannato alla pena dell'ergastolo. Preciso che non chiedo venga applicato l'isolamento diurno. È questa la richiesta formulata nella terza udienza dal pubblico ministero Andrea Petroni per Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin. Per la durata dell'udienza davanti alla Corte d'Assise di Venezia, prima con la requisitoria del PM durata circa 2 ore e mezza, poi con le parti civili, l'imputato seduto accanto al suo difensore, l'avvocato Caruso, ha tenuto il capo basso. Nella sua requisitoria l'accusa, che ha ripercorso prima le tappe dell'omicidio, poi le fasi della relazione tra i due, nel parlare dei vari pesanti capi di imputazione si è soffermata in particolare sulle aggravanti contestate a Turetta, in primis la premeditazione oltre la crudeltà. Sappiamo che dal 7 novembre 23, 4 giorni prima dell'omicidio, è stata redatta questa lista. È stata acquistata una cartina geografica, era scritto nella lista. La cartina serve durante la fuga perché l'imputato staccherà il proprio telefono e la connessione dati. Preparare delle provviste, verificare se in casa ci sono badile e coltelli, applicarle nastro adesivo in bocca, mani, caviglie e ginocchia. Abbiamo evidenza che almeno sulla bocca sia stato certamente fatto, abbiamo evidenza che di strappi ce ne siano almeno 2 perché 2 ne abbiamo trovati. L'omicidio di Giulia Cecchettin, ha detto il PM, ha rappresentato l'ultimo atto del controllo che Turetta voleva esercitare sulla ragazza, come testimoniano le decine di pagine di chat scambiate tra i due. Messaggi in cui è palese la sua ossessione verso Giulia, espressa spesso con rabbia e offese. Non poteva uscire con nessuno eccetto lui, non doveva laurearsi prima di lui. Maledetta che sei, fai pena, mi devi tenere traccia della tua giornata, non potrò mai perdonartelo, dovevi raccontarmi la giornata, mandarmi foto eccetera in continuazione, sei una stronza, ti farò pentire di tutto il male che mi stai facendo, lo riverserò da qui all'infinito. Considerate che i messaggi sono pieni di errori di battitura, a volte sono scritti in maiuscolo e è proprio per questo vi dico leggeteli, perché leggendoli trasmettono quella che è la rabbia che diciamo li anima quando vengono scritti. Mettiti in testa, stronza, che o ci laureiamo insieme o la vita è finita, ridicola, mettitelo in testa perché altrimenti quando starà arrivando il momento non sarai pronta, smettile di pensare alla tua inutile carriera, che se la mia vita finisce la tua non vale niente. Messaggi che risalgono a mesi prima dell'omicidio, a riprova che gli atti persecutori e diverse condotte di maltrattamenti nei confronti di Giulia fossero già consumati, evidenzia ancora il PM, secondo cui inoltre Turetta non ha mai realmente voluto togliersi la vita, ma anzi avrebbe cercato di manipolare Giulia facendo leva sul suo senso di colpa. Dopo l'accusa, gli avvocati di parte civile hanno chiesto oltre 2 milioni di risarcimento per il danno subito. Nessuno, ha detto l'avvocato di Gino Cecchettin, può capire il terrore che ha provato Giulia.
Nell'autopsia, nei fatti, l'avete sentito. Purtroppo mi è dispiaciuto anche soffermarmi su certi dettagli, però Gino mi ha detto fa quello che devi fare, l'ho fatto. Andate a vedervi l'autopsia, nessuno può capire il terrore che ha provato Giulia, immedesimatevi in quei momenti. L'avvocato Tigani, difensore di Gino Cecchettin, si è rivolto alla Corte leggendo alcune parti dell'esame autoptico per far capire loro l'accanimento di Turetta verso Giulia, anche quando ormai era senza vita. Colpi inferti ovunque, ha sottolineato, anche quando la vittima era rannicchiata su se stessa perché senza più difese. Gli avvocati delle parti civili, oltre Gino, la sorella Elena, il fratello Davide, la nonna Carla, gli zii, hanno chiesto nel complesso oltre 2 milioni di risarcimento. Riteniamo che una richiesta di oltre 1 milione di euro che abbiamo avanzato sì, sia importante, ma non sia assolutamente paragonabile a quella che è la perdita di una figlia, per di più una figlia come era Giulia. Assente in aula Gino Cecchettin. Ci siamo sentiti ieri sera, ci siamo salutati, mi ha fatto in bocca al lupo, ci siamo abbracciati virtualmente. Presente invece lo zio paterno Alessio, difeso dall'avvocato Pietro Coluccio. Non c'è più Giulia. Il sollievo più grande sarebbe stato non essere qui e avere Giulia al nostro fianco. Quello era il sollievo più grande. Per tutto il resto lasciamo fare la giustizia. Per l'avvocato di Elena Cecchettin, Giulia deve essere un simbolo. Giulia deve essere un simbolo dentro l'aula e fuori l'aula, perché sono tutti uguali, gli uomini affetti da analfabetismo emotivo, gli uomini che hanno l'anima di marmo. Filippo ha ucciso Giulia per motivi abietti e futili, perché l'ha punita, perché non riusciva a tollerare che lei potesse essere felice senza di lui, l'ha detto chiaramente. Noi abbiamo chiesto la pena giusta per Filippo. Una pena sociale significa la difesa sociale. La pena sociale è anche difesa sociale, la pena non deve tendere solo alla rieducazione, è anche dissuasione la pena. Antonio Cozza, che tutela la nonna Carla, ha detto più volte ai giudici: quello che la mia cliente sta vivendo è innaturale. Innaturale è vedere la fine della propria nipote così. E dalla Camera dei Deputati, dove si trovava Gino Cecchettin, ha voluto lanciare un appello. Il 25 novembre è la giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Io vorrei che non fosse solo una giornata fine a se stessa, ma deve essere il simbolo di un percorso che deve essere valido per tutto l'anno. Portate rispetto alle donne e ricordatelo non solo il 25 novembre, ma ogni giorno che vi alzate e affrontate una giornata. Tutti i giorni abbiamo a che fare con omicidi, femminicidi e episodi di violenza, quindi questo concetto non è pervasivo in tutta la società e dovremmo continuare a perseverare a comunicare che la vita è sacra e va preservata, quindi non bisogna interferire nella vita altrui. Partire da qui significa arrivare a tutti i cittadini italiani, luogo importantissimo, luogo fondamento per la democrazia dove vengono promulgate le leggi, e da qui speriamo di arrivare veramente a tutti gli italiani con il nostro messaggio. A Roma Gino Cecchettin, perché era invitato all'aula dei gruppi parlamentari della Camera, dove in mattinata si è svolto il convegno Tante facce ma è sempre violenza, promosso dall'intergruppo Donne, Diritti e Pari Opportunità. Presente appunto Gino Cecchettin con la moderazione di Laura Boldrini, intervenuta anche lei, che ha richiesto per Giulia 1 minuto di rumore, che sentiamo in queste immagini. E la commozione di Gino Cecchettin, che vedete in prima fila, un rumore che era stato negato agli studenti, ha detto Boldrini, dello stesso liceo frequentato dalla giovane nel giorno della sua morte. Volevano ricordarla col minuto di rumore, il minuto di rumore è stato fatto alla Camera. Queste dunque le immagini da Roma. Noi continuiamo con questa ampia pagina dedicata al 25 novembre, commozione e grande partecipazione al parco pubblico di via Oriago a Chirignano, che il Comune di Venezia ha voluto intitolare proprio a Giulia Cecchettin. Speriamo che nascano dei nuovi amori anche all'interno di questo parco.
degli amori. Nelle parole commosse dello zio di Giulia Cecchettin, Andrea Camerotto, la speranza e l'augurio che il parco pubblico di Via Oriago, che da oggi porta il nome della nipote drammaticamente uccisa dall'ex fidanzato, possa ospitare un futuro migliore. Camerotto ha parlato soprattutto ai tanti giovani che hanno assistito all'intitolazione. Questo parco rappresenta la vita e si vuole ricordare Giulia Cecchettin con la vita, infatti poi la targa riprende la sua laurea, no? In medicina biomedica, e il messaggio è quella di una lotta corale, di una lotta attraverso la prevenzione che riguarda le giovani generazioni ma riguarda anche le generazioni più grandi come le nostre. Dopo lo scoprimento della targa davanti al sindaco Luigi Brugnaro, tutta la giunta comunale di Venezia e i sindaci del territorio, è seguito un lungo applauso, quindi un momento spontaneo di raccoglimento che ha unito tutti i presenti. Istintivamente l'intenzione è stata proprio quella di pensare, di riflettere dopo le parole che appunto il sindaco Brugnaro e le altre autorità che sono intervenute hanno dedicato a questa celebrazione, all'intitolazione di questo parco. Giulia Cecchettin è un simbolo di un problema che è molto più vasto di quello che personalmente immaginavo, cioè il tema non è soltanto l'assassinio, cioè la parte più cruenta, ma è una violenza costante che vivono donne probabilmente tutti i giorni. Il centro antiviolenza del comune, che ha sede a Mestre, Sportelli a Venezia e a Lido, ha tagliato il traguardo dei 30 anni di attività ampliando la rete di prevenzione e sensibilizzazione sul problema. Un fenomeno che è palesemente trasversale perché effettivamente riguarda tutte le fasce d'età, mentre gli anni scorsi la fascia d'età principale era quella dei 40-50, devo dire che stanno aumentando i casi anche delle giovanissime ma anche delle anziane. E sentiamo ora le parole dello zio Andrea Camerotto. È stato importante oggi essere invitati all'inaugurazione di questo parco, insomma, che rappresenta, come è stato detto, la vita, il germogliare di qualcosa di positivo. E speriamo, insomma. Cosa ha provato allo scoprimento della targa quando ha visto il nome di Giulia? È triste sapere che lei non c'è più e che ormai ci restano le targhe, i libri. Questo sì, è triste ricordarla, però questa è la realtà, insomma, abbiamo solo questo modo per poter riviverla quotidianamente, insomma. Generalmente in queste occasioni si dice adesso osserviamo un minuto di silenzio, in questo caso quello che mi ha colpito è che non c'è stato bisogno di dirlo, cioè tutti i presenti si sono fermati per un minuto, il raccoglimento. Sì, infatti anch'io ho notato questa cosa, non c'è stato bisogno e il silenzio è venuto da sé e penso che ognuno abbia pensato a cosa fare per poter portare avanti in qualsiasi modo i propri progetti perché non accadano più fatti del genere, le proprie idee, i propri pensieri, insomma, rivolti a questo argomento. Più di 300 persone vestite di blu hanno formato a San Geremia una gigantesca onda umana contro la violenza di genere in occasione del 30ennale dello sportello antiviolenza di Venezia, trasformando il campo in un fiume umano vestito di blu per lanciare un messaggio di speranza e solidarietà contro ogni forma di violenza sulle donne. E ora cambiamo argomento, anzi continuiamo a parlare di violenza di genere, questa volta però con uno sguardo al maschile, perché si intitola Uomo allo specchio, l'iniziativa di sensibilizzazione dell'US4. Vediamo di che si tratta. C'è stata una discussione con mia moglie, io sono rincasato la sera tardi, i nostri due figli erano ancora davanti alla TV e non avevano fatto i compiti per casa. Non c'era niente di pronto, era un orario un po' fuori luogo rispetto al consueto e lì mi sono arrabbiato tanto che nel discutere con mia moglie sono arrivato alle mani. Purtroppo 2 schiaffi l'hanno fatta cadere. C'è stata la necessità di far intervenire un'ambulanza. Luca, marito maltrattante e abusante, si racconta nel corso della presentazione Uomo allo specchio, video con cui la ULS4 Veneto Orientale invita chi compie violenza di genere a chiedere aiuto. È importante che anche chi utilizza questo modo per relazionarsi capisca che è un modo sbagliato, che deve essere evitato, prevenuto, però quando c'è la situazione per noi conta che questa persona possa in qualche modo affidarsi ai servizi per farsi curare.
Iniziativa tenutasi in ospedale a San Donà di Piave nel corso della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nel territorio della ULSS 4 sono 63 le donne e 108 i minori vittime di violenza prese in carico dal consultorio familiare, in linea con il dato del 2023. Abbiamo appunto provato a girare l'obiettivo nei confronti del maltrattante e a capire come percorsi di accompagnamento alla consapevolezza possono cambiare l'approccio degli uomini. Per quanto riguarda il pronto soccorso, gli accessi per violenza di genere con ricorso a cure mediche sono stati nell'anno corrente 73 ed hanno riguardato per il 34% persone in età compresa tra 40 e 49 anni, seguite per il 23% da persone nella fascia 30 e 39 anni e con la stessa percentuale 50-59 anni. I casi che poi portano a dover pensare a un percorso di rifugio sono per quelle donne che non sono italiane e quindi qui non hanno una famiglia solida che le possa accogliere. Voltiamo pagina, continuano in città le tante attestazioni di cordoglio per la scomparsa dell'ingegnere Daniele Rinaldo. Ha lottato come un leone con la vera tempra di un rugbista, pur malato di SLA, costretto in sedia a rotelle, non più di 20 giorni fa aveva partecipato all'ultima riunione in presenza. Saranno celebrati martedì alle 11 nella chiesa dei Carmini a Venezia i funerali dell'ingegner Daniele Rinaldo, scomparso all'età di 63 anni, in gioventù campione del rugby Petrarca Padova, poi professionista di grande valore. Il sistema delle barriere mobili a protezione della Basilica Cattedrale di San Marco, ad esempio, lo si deve al suo intuito e al brillante ingegno. Il cordoglio della Procuratoria di San Marco e il ricordo commosso del proto della Basilica di San Marco, architetto professore Mario Piana. Io l'ho conosciuto solo pochi anni fa, e quando proprio in questa sala dove oggi ci troviamo, siamo nell'antisala, e avevamo come Procuratore di San Marco proposto un'idea, era poco più di un'idea, di tentare di difendere la Basilica almeno dalle acque alte medio-basse. È stato lui unico a intervenire dicendo è una cosa che si può fare. Se la Basilica adesso è asciutta è stato merito anche del lavoro e dell'impegno professionale che ha sviluppato Rinaldo. Ed è lutto annuale, sua città natale a Vedelago, dove era dipendente comunale all'ufficio sport per la morte improvvisa di Tommaso Tiepolo. Aveva 31 anni, si era sposato pochi mesi fa. Per 5 anni consigliere comunale, attivo in molte associazioni della sua città. Una decina di anni fa è stato anche stagista presso la nostra emittente, una perdita improvvisa che lascia all'intera comunità, eppure a chi tra di noi della redazione di Venezia lo ha conosciuto e apprezzato. E ora parliamo di sport, perché questa sera il Venezia ospiterà il Lecce. Un pezzo di salvezza per il Venezia Football Club passa questa sera per lo Stadio Penso nello scontro diretto contro il Lecce, che chiude la 13ª giornata di Serie A. Serve il successo agli arancio-nero-verdi, ultimi in classifica con 8 punti, contro i pugliesi guidati per la prima volta in panchina da Marco Giampaolo, dopo l'esonero di Gotti. 3 punti consentirebbero ai lagunari di schiodarsi dall'ultimo posto, superare 3 squadre e agganciarne 2. Insomma, un successo significherebbe rientrare nel gruppone in piena corsa a salvezza. Così mister Eusebio Di Francesco. Questa partita per noi è molto delicata. Guardiamo le cose che sono funzionate, guardiamo le cose che sono sicuramente da migliorare, ed è quello di avere maggiore concretezza in quello che andiamo a creare. Questi sono aspetti che abbiamo considerato e visto. Io credo che al di là del lavoro, come dico sempre io, lavorare tanto dal punto di vista caratteriale, della determinazione, della solita, sì, è un po' a volte inflazionato come termine, la cattiveria, no? Quella che ci deve essere negli ultimi 20 metri, sia difensivi che offensivi. Prima della partita il Venezia Football Club ricorderà Valeria Solesin, uccisa in un attentato terroristico al Bataclan di Parigi il 13 novembre 2015. I dirigenti lagunari, con il vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello e i rappresentanti del club dei tifosi Alta Marea, depositeranno un mazzo di fiori vicino alla tag commemorativa del settore distinti, intitolato proprio a Valeria. Per il momento vi lascio, grazie per essere stati con noi. Subito dopo il meteo, grazie a tutti e buona serata.